Ed eccoci qua, carissimi amici appassionati delle auto vintage. Guardate qua, insomma, ci sono delle auto in preparazione per i rally, insomma, storici. Come sapete, a noi appassionati piacciono queste auto, non le auto di plastica, e giustamente, insomma, dai, facciamo un piccolo flash veloce perché, sai, l'officina ha sempre il suo fascino, vedere queste auto in preparazione. Guardate qua, carissimi amici, guardate qua il fascino di questa 112, e poi insomma anche questa vecchia 500 fa sempre la sua parte artistica, un po' arredata, c'è sopra un po' di tutto, insomma. Guardate qua, carissimi amici, fantastico, insomma. Ecco qua l'officina che piace a me, dove c'è un po' di tutto, insomma, che parte. Ed eccoci qua, carissimi amici, fantastico report, insomma, piccolo flash qua. Li ho convinti qua, insomma, il Marvin ha detto dai, facciamo un piccolo report artistico, ed eccolo qua, carissimi amici, fantastico report qua. Le auto pronte per decollare per i rally storici. Ed eccoci qua, carissimi amici, fantastico. Insomma, qua il fascino dell'officina c'è, insomma, Guardate qua le auto in preparazione, come piace un po' a noi. Le vediamo poi sulla strada, però hanno il suo fascino, vederle qua in officina in preparazione. A noi, chiaramente, noi nostalgici di queste auto, insomma, dicevo qua, a noi ci piacciono queste auto, non le auto di plastica che ci sono oggi, insomma. Ecco qua, insomma. Carissimi amici, qua, insomma, il Marvin ha convinto, vedete qua, è stato convincente, insomma, piccolo report l'abbiamo portato a casa, fantastica officina. E ciao a tutti e a presto.